Buonasera. Sono ormai 4 o 5 interventi nella mia isola in cui non mi è permesso di parlare a causa della par condicio, così durante questo mese e mezzo ho portato alla vostra attenzione delle statistiche su questioni nazionali, dall'evasione all'elusione fiscale, all'aumento dell'imposta provinciale ai trasporti, ai forestali siciliani e così via. Questa sera vi voglio dare una notizia su una legge a cui è stata data poca pubblicità, ma che è importante per molti anziani con un reddito minimo. Nella finanziaria del 2008 era stata inserita una norma che abolisce il pagamento del canone RAI per gli ultra 75enni con un reddito mensile non superiore ai 516,46 euro per 13 mensilità. Qualcuno potrebbe pensare che la platea di persone con queste caratteristiche siano poche. Non è così, sono molte di più di quelle che immaginiamo. E allora vediamo assieme cosa devono fare questi cittadini per non pagare più il canone RAI. Hanno diritto all'esenzione tutti coloro che hanno compiuto 75 anni prima della scadenza del canone stesso, che vivono da soli o anche con il codice e con il coniuge e abbiano un reddito annuale complessivo non superiore a 6.713,98 euro. Ovviamente il documento a cui fare riferimento per ottenere l'esenzione è il CUD dell'anno precedente. La domanda di esenzione deve riferirsi all'apparecchio televisivo presente nella propria abitazione di residenza e deve essere inoltrata allegando copia di un documento di identità, il numero di abbonamento in essere, inviando il tutto alla Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 SAT, sportello abbonamenti televisivi 10121 Torino. Chi volesse delle ulteriori informazioni può collegarsi al mio blog all'indirizzo in sovraimpressione. E ora cambio completamente argomento. In una selezione per diventare direttore dell'Agenzia Lombarda per l'edilizia residenziale, l'ALER di Brescia, che noi in Friuli Venezia Giulia chiamiamo ATER, il vecchio istituto delle case popolari, gli 8 candidati per coprire quel ruolo si sono trovati a dover rispondere ad un questionario con alcune domande a dir poco imbarazzanti. Eccole alcune. Ha avuto rapporti sessuali completi? Ha una vita sessuale completamente soddisfacente? Ha mai avuto rapporti con persone dello stesso sesso? È dedito alla masturbazione? Soffre di impotenza, eiaculazione precoce, vaginismo, frigidità, diminuzione del desiderio sessuale? Questo è stato scritto nel questionario per entrare direttore della ALER di Brescia. Il suo ciclo mestruale irregolare? Ha mai avuto aborti? Ha mai tentato il suicidio? Questo fatto tragicomico è emerso perché un consigliere di amministrazione dell'ARE ha sollevato il problema, altrimenti questa vergogna sarebbe rimasta sconosciuta. A me pare che più che ad una selezione per un posto di dirigente tecnico, l'ARE bresciana cercasse delle persone per indirizzare nel circuito dei film hardcore, mentre coloro che hanno preparato questo questionario dovrebbero andare in analisi e farsi curare la loro morbosità da maniaci sessuali, costringendoli poi a cambiare mestiere. Arrivederci a mercoledì prossimo.